dal TG. E noi invece siamo già in area di weekend con le molte manifestazioni che si prospettano per questo fine settimana. Arriva anche l'anteprima di Jazz and Wine of Peace, quest'anno l'anteprima a Villa Manin. Vediamo il servizio di Eva Ciuc. Torna il jazz senza confini, il jazz della pace, un festival itinerante che fa base a Cormons ma si espande anche in dimore storiche, enoteche e cantine, partendo domenica da Villa Manin con Vincent Peirani. Per l'anteprima le sperimentazioni del giovane fisarmonicista francese che tutto il mondo ricerca, un talento che continua ad aprire nuovi orizzonti per questo strumento. E ancora una chicca prima di cominciare, Diane Reeves, una tra le più note vocalist jazz del mondo, sarà al Teatro Verdi di Pordenone martedì. 15 concerti in calendario, tutti abbinati a degustazioni nelle cantine vinicole, 12 le location. Ad inaugurare il festival, giovedì 22 ottobre, il celebre trombettista Paolo Fresu con il suo Devil Quartet. Al Jazz and Wine for Peace Festival anche una pietra miliare del jazz come il sassofonista Charles Lloyd con il suo New Quartet e lo straordinario batterista statunitense Jeff Ballard che sconfina sabato a Villa Vipouge in Slovenia. Ci saranno poi la leggenda del basso Stanley Clarke e il sassofonista a lungo al fianco di Miles Davis Kenny Garrett che chiuderà il festival in teatro a Cormons con un'esibizione in quintetto domenica. Tanti anche gli eventi collaterali come i concerti aperitivo e Round Midnight affidati a promettenti artisti locali che accompagneranno con le loro note brindisi e degustazioni dal calar del sole fino a notte inoltrata. Visite guidate alle dimore storiche in occasione dei concerti e degustazioni wine and jazz all'Enoteca di Cormons. Un viaggio tra le note e i colori del jazz, un'abbinata perfetta tra musica e vino nelle cantine e aziende vinicole del Coglio e in alcune tra le più suggestive dimore storiche del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. E vedete già